Per me è un onore incontrare una delle aziende che rappresenta in maniera davvero eccellente il settore della combustione della legna, del riscaldamento, della produzione di calore ed energia, che è l'azienda Palazzetti all'interno di questo progetto Fuoco, con Chiara Palazzetti che è la responsabile marketing dell'azienda, un'azienda che da 60 anni in Italia continua a vivere la natura, a farla vivere tramite la combustione della legna e non solo. Noi siamo sul mercato appunto da 60 anni e la parola d'ordine secondo noi è innovazione. Innovazione e qualità, quindi riuscire ad avere un prodotto sempre al passo con i tempi, con le nuove esigenze del consumatore, sempre tecnologicamente più avanzato e soprattutto un prodotto che dura nel tempo. Oggi cosa fondamentalmente vuole il mercato? Si tratta di un prodotto molto affascinante perché la fiamma è da sempre simbolo della famiglia, della convivialità. Però oggi giustamente i clienti sono più esigenti perché vogliono prodotti automatici, vogliono poter controllare il focolare da fuori, ecco che abbiamo fatto un'applicazione per gli smartphone ad esempio per controllare le stufe, vogliono tutte le comodità della tecnologia applicata alla tradizione del fuoco e del pellet, quindi focolari che possono bruciare entrambi i combustibili, la programmabilità, la versatilità, insomma tutte queste cose che ti tengono al passo con i tempi e al passo con gli stili di vita che sono cambiati. Ecosostenibilità. Allora, noi abbiamo iniziato molti anni fa dicendo se vuoi salvare il pianeta brucia la legna, che era un po' una provocazione, no? Per far capire come la legna o il pellet sono combustibili rinnovabili ed ecologici. La filosofia è sempre quella, quindi dare dei prodotti che sono a impatto ambientale zero, che usano un combustibile rinnovabile e quindi sono di fatto ecologici. Palazzetti ha creduto in Progetto Fuoco e Progetto Fuoco crede in Palazzetti. Come si crea questa sinergia? Il Progetto Fuoco è una fiera che noi amiamo molto perché è molto specializzata e quindi permette in queste 5 giornate di lavoro intensissimo, perché poi di questo si tratta, però di incontrare operatori che sono interessati solo a questo settore. Secondo noi è una formula vincente per questo motivo. Obiettivi della Palazzetti da qui ad altri 60 anni, quali potranno essere? Beh, sicuramente esserci con la stessa energia e la voglia di innovare che abbiamo adesso, questo trovo che sia importantissimo, e poi crescere sempre ed essere un'opportunità, noi speriamo anche per il paese, non solo per noi. Se dovesse dire a tutti curate il proprio focolare domestico, che cosa direbbe? Beh, direi di venirci a trovare, che abbiamo qualunque tipo di soluzione che desiderano.